Buon pomeriggio, un caro saluto a tutti e tutte. Mi sento un po' in imbarazzo nel dare il benvenuto in modo particolare a Monsignor Mauro Maria Morfino, perché questa facoltà teologica è di casa quanto me, essendo stato studente, docente, se non sbaglio dal 92 al 2012, per un anno quando era già anche pastore della chiesa di Alghero e Bosa, e poi vicepreside dal 98 al 2006. Si dice che non si debba mai tornare sul luogo del delitto. Evidentemente qua non c'è alcun delitto, anzi un'esperienza bella, arricchente per la facoltà, ma posso dire personalmente anche per i docenti. Credo sia stata questa anche l'esperienza di Monsignor Morfino, e quindi è sempre bello incontrarsi di nuovo. Siamo dunque contentissimi che Don Mauro abbia accettato il nostro invito, e lo saremo sempre quando potrà essere presente tra noi. Iniziamo oggi il ciclo di incontri dedicato al Giubileo. Il termine Giubileo indica un'esperienza bella, gioiosa. È questo che vorremmo trasmettere, è questa esperienza che vorremmo fare insieme. Come sappiamo, si giunge ad usare questo termine un po' per opera di San Girolamo e un po' in seguito a un equivoco. Nel libro del Levitico, al capitolo 25, versetto 11, si dice che il 50° anno sarà per voi un giubileo. E qui si usa il termine Giobel, che significa montone, caprone, in riferimento appunto al corno di montone che veniva suonato nelle cerimonie sacre. Quando San Girolamo arriva a questo brano del Levitico, non traduce, perché non aveva lo strumento per farlo, ma traslittera l'espressione con Iobeleus, come testimonia la Nova Vulgata. E poi gli amanuensi completano l'opera. Dove non capivano, sappiamo che facevano tornare un po' i conti. E in questo caso il Iobeleus di San Girolamo diventa Jubileus, come testimoniato nella Vulgata Sisto Clementina, e così il vocabolo è legato al termine jubilum, cioè gioia, allegria. Ma cos'è davvero il giubileo? Cosa implica per noi oggi? Non dobbiamo dimenticare che attorno al giubileo ruotano tanti, forse troppi significati. Si potrebbe dire che l'equivoco verificatosi sul suo nome si è poi ripetuto anche per il suo significato. Allora, per chiarirci le idee, abbiamo organizzato questo ciclo di incontri che si interseca con un altro ciclo, quello dedicato all'uomo. Facciamo l'uomo, l'umanità tra radici e futuro. Abbiamo già avuto il primo incontro di quella serie con il professor Natoli. Il giubileo implica infatti una vita nuova, una nuova umanità. Don Mauro ci aiuterà a comprendere le radici bibliche del giubileo. Il suo intervento ha come titolo Una liberazione sempre liberata, alcuni tratti del giubileo nella Bibbia. È un titolo accattivante, con un gioco di parole attorno al termine liberazione. Auspico che il suo contributo ci aiuti a liberarci da tante incrostazioni per cogliere l'autentico spirito del Giubileo. L'incontro sarà moderato da Suor Francesca Diana,
che saluto e ringrazio. Anche lei gioca in casa, è più in casa di così, abita qua nell'Istituto delle Suore Figlie Eucaristiche di Cristo Re, di cui è madre generale, nonché ex allieva anche di questa facoltà. Nel corridoio trovate i pieghevoli con il programma degli incontri che abbiamo organizzato insieme con l'associazione Suor Giuseppina Nicoli e in collaborazione con il Comitato Sardegna Grandi Eventi. Se vorrete essere avvisati dei prossimi incontri, potete scrivere nel foglio che trovate sul tavolino nel corridoio il vostro indirizzo email e vi avviseremo ogni volta. Potrete rivedere questo incontro, come al solito, nel nostro canale YouTube che vi invito a visitare. Senz'altro, cedo ora la parola a Suor Francesca, augurandovi un buon incontro. Grazie. Grazie Mario, grazie a tutti per la vostra presenza. Vi saluto con molto affetto. Ci sono tanti volti conosciuti che hanno vissuto anni e hanno beneficiato di tanti anni della presenza di Padre Mauro. Come ha detto Don Mario, la facoltà ha organizzato, ha promosso un nutrito ciclo di incontri, secondo me molto accattivanti, molto belli, suddivisi appunto in 3 temi: il giubileo, uno più antropologico, l'umanità tra radice e futuro, e poi la Bibbia e i saperi in collaborazione con Verbum Domini. E oggi ecco inizia il ciclo del giubileo con la frase che accompagna il giubileo che andiamo ad aprire tra un mese, praticamente, la notte di Natale. Il Papa inizierà ufficialmente l'anno del giubileo, con il titolo La speranza non delude. Il tempo del giubileo sappiamo che è un tempo di grazia, un tempo che ci è donato, ed è un tempo di grazia perché siamo chiamati proprio a fermarci per far che cosa? Per ritrovare l'autenticità di noi stessi, l'autenticità della nostra fede personale, della nostra fede comunitaria e l'autenticità anche delle nostre relazioni, la relazione con noi stessi, con Dio, con gli altri, con il creato. E il primo compito del giubileo è quello di farci ritornare alla coscienza, di richiamare alla coscienza e di ricordarci anche che l'essere umano non viene da se stesso, non ha origine in se stesso e non ha l'origine di se stesso, ma è originato da un altro. Tutti sappiamo, ma molto spesso questo lo dimentichiamo. E questo aspetto ci aiuta a ridimensionare la nostra vita, la nostra esistenza. Quindi questo anno santo ci aiuta a ritornare ad essere veramente umani, a riportarci alla radice, al fondamento della nostra vita e della nostra fede. Quel ritorno all'originario ebraico, a quella radice originaria dell'ebraico che è shuv, che ci richiama alla teshuvah, cioè quella conversione, quella inversione al quel cambio di marcia, quella invertire il passo per far che cosa? Come diceva Don Mario, per trovare la liberazione, per liberarci, possiamo dire, da tutto ciò che di improprio ha snaturato quella che è l'autenticità della persona umana. Ha snaturato l'identità originale dell'umano, l'identità originale della comunità e del mondo intero. Quindi è un ritorno, un ritornare che ha un significato molto potente e trasformativo. E ovviamente per ritornare non possiamo che iniziare da quella che è la nostra sorgente, da quella che il punto che dice chi siamo, cioè la parola di Dio. Ecco perché questo inizio di incontri prende il via dalla parola.
È l'unica parola che dice in fondo la nostra identità, dice chi siamo e dice anche chi siamo in profondità, così da permetterci di tornare alle nostre radici più profonde. In fondo di respirare l'aria in cui siamo nati, di sentirci a casa. E quindi, proprio pensando al ritorno e pensando alla casa, come diceva anche Don Mario all'inizio, dobbiamo dire a Padre Mauro benvenuto a casa, perché davvero questa è la sua casa. Bentornato. Don Mauro torna in un luogo che per lui appunto non è più che familiare, direi. È stato casa per tantissimi anni, appunto dal 1992 al 2011. Ha iniziato ad essere casa nella sua giovinezza, quando da giovanissimo salesiano ha frequentato qui 2 anni del biennio filosofico, fino al 1982. Poi nel 1982 ci sono stati gli studi teologici, la licenza e il dottorato che ha conseguito nella Terra Santa. Quindi per 10 anni Don Mauro è stato in Terra Santa e sono stati degli anni certamente fondamentali e direi anche fondanti per la sua formazione biblica, teologica, spirituale e per maturare direi non solo ed unicamente delle competenze, ma anche maturare quella passione, quell'amore, possiamo dire, verso la parola di Dio e verso l'umano che è raccontato dentro la parola e che lui ha giornalmente incontrato e giornalmente incontra. Ecco, questa passione per la parola che ha, direi, contagiato abbondantemente in chiunque l'ha incontrato. Nell'82 appunto in Terra Santa nella facoltà dei Salesiani a Cremisan consegue il baccalaureato e poi la licenza e il dottorato li ottiene all'Istituto Biblicum Francescanum a Gerusalemme. Torna in facoltà 10 anni dopo, nel 1992, quando torna in Italia. Appunto dal 92 sino al 2012, come diceva Don Mario, ha insegnato in questa facoltà. Il 31 gennaio del 2011 è stato eletto vescovo della diocesi di Algarobosa, di cui è ancora alla sua attuale sede. In queste aule Don Mauro ha insegnato lingua ebraica, introduzione alla Sacra Scrittura, introduzione e esegesi della letteratura profetica, della letteratura sapienziale e poi tantissimi corsi della licenza, molti di questi sulla letteratura rabbinica, sua grande passione. Per 9 anni appunto è stato anche vicepreside. Ha direi annualmente, costantemente pubblicato negli anni cagliaritani, diciamo, pubblicato articoli nella rivista scientifica di questa facoltà teologica e storica e ha fatto parte anche della redazione della rivista e anche, è stato anche redattore capo. Attualmente, oltre che essere vescovo della diocesi di Algarobosa, è anche il vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Sarda per la Catechesi e dalla CEI fa parte della Commissione Mista Vescovi, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica. Nel lontano 1990 ha pubblicato un testo che tanti di noi hanno letto, Leggere la Bibbia con la vita, che è un po' il frutto, possiamo dire, no? Di quegli anni trascorsi a Gerusalemme. E questo titolo mi pare che possa, come dire, sintetizzare bene quella che è la caratteristica di Don Mauro, cioè quella passione e dedizione verso la ricerca scientifica, verso il mondo culturale, l'attività culturale, insieme però ad una forte attività pastorale, ad una cura sempre attenta verso l'ascolto, verso l'incontro, verso l'accoglienza. Quindi uno studio scientifico coniugato anche con l'attività pastorale. Infatti, in quegli anni, dal 95 al 98, fu anche direttore spirituale del seminario regionale
e da sempre ha curato l'accompagnamento spirituale, gli esercizi spirituali per ogni categoria, dai sacerdoti ai religiosi, ai giovani, ai laici di tutti i generi e ritiri, appunto, esercizi spirituali, tanti cicli di Lectio Divina. Tanti sono stati fatti anche qui nella nostra chiesa, la Lezione Divina dei giovani e tante altre attività pastorali anche fuori, appunto, dalle mura della facoltà. Ogni tanto torna fugacemente in questo luogo per qualche incontro, per qualche convegno e oggi, ecco, dicevamo, apre le danze a questi incontri sul Giubileo con questo intervento dal titolo Una liberazione sempre illiberata, alcuni tratti caratteristici del Giubileo nella Bibbia. Buon ascolto e grazie, Don Mauro. Vi saluto tanto caramente, non riprendo tutto ciò che avete detto, ringrazio perché non è neanche scontato che fossi invitato io al posto di un altro, quindi un grazie affettuoso al preside, a Madre Francesca e a ciascuno di voi anche per la maggior parte con legami molto stretti e molto lontani nel tempo, che vuol dire che si sono anche in qualche modo sostanziati e solidificati, e per questo felicissimo di essere in questa istituzione nella quale io sono capitato in un momento assolutamente non per sbaglio, ma provvidenzialmente. Mia madre stava morendo e i superiori, invece di mandarmi nel nostro studentato filosofico, mi mandarono qui per stare vicino a mia madre. Io mi iscrissi ad ottobre, andai dal segretario del Tempo, 4 ottobre 1982, Dionigi era lì, sempre, mi sono iscritto e mia madre è morta dopo 2 mesi, ma i superiori mi hanno detto di continuare qui. Non sarei mai tornato in Sardegna, mai venuto in facoltà se non ci fosse stato questo momento per me molto doloroso, ma evidentemente assolutamente provvidenziale. Ed è lì che è iniziata un po' tutta la storia, poi mi rintracciò per strada l'indimenticabile padre Sebastiano Mosso e quando mi fece questa domanda io dissi: guarda, chiedi pure, però io non ti posso dare risposta, chiedi pure ai miei superiori, ma certamente ti diranno di no. E dissero di sì. La prima e l'ultima volta per un salesiano. E devo riconoscere alla Pia Società di San Francesco di Sales tutto il tempo e la disponibilità che hanno dato della mia persona a questo impegno. È encomiabile perché davvero non era mai successo e non è più successo. Il genere letterario di questo momento, diciamo qualche cosa in negativo per chiarificare anche in qualche modo i passaggi, non è una lezione divina che ha delle caratteristiche evidenti che tutti conoscete, non è un'omelia, evidentemente. Diciamo che una certa adesione con una certa puntualità storica, filologica, contestuale al testo, che è il testo per eccellenza del Giubileo. Non entriamo nei testi precedenti, riletti, attualizzati da Levitico 25, i testi esodali, i testi di Deuteronomio. Levitico fa questa, come dire, grande fatica in un momento storico molto particolare per Israele per ridire cose, quelle che riguardano appunto il Giubileo,
assolutamente indispensabili. Quindi un genere letterario che, come dire, ha una sua impegnatività. 25 anni fa, qui a Cagliari, mi fa molto piacere vedere la professoressa D'Arienzo perché con lei, con l'Università di Stato, facemmo un congresso internazionale sui giubilei, il primo grande intervento, grande non perché era eccezionale, perché era il mio, ma corposissimo. Gli studenti dicevano pesantissimo, ed era vero, un denso intervento che poi fu pubblicato anche in Teologica et Storica nel 2000 preciso, quindi 25 anni fa, dove affrontai in modo molto puntuale, proprio parola per parola, il testo completamente di Levitico 25, un testo dire con una bibliografia sterminata 25 anni fa, oggi una bibliografia naturalmente accresciuta in modo significativo, ma sostanzialmente le cose fondamentali di quello studio sono rimaste. Prendo da quelle pagine alcune cose, ne dico delle altre però, perché c'è una contestualizzazione differente che dobbiamo tentare. La titolatura, così diceva, accattivante, ma parte da un'esperienza nostra, umana, molto condivisa. La libertà non è mai una volta per tutte liberata. È una realtà che continuamente richiede vigilanza e richiede mettere mano a determinati inevitabili schemi della nostra esistenza, o trabocchetti, o talvolta pallini visuali, caricaturali, e di Dio, e di noi stessi, e degli altri, che o si mette mano, oppure questa caricatura, come dire, lievita. Allora, un genere letterario che appunto tenta di soffermarsi sulla realtà del Giubileo. La Chiesa lo ripropone dal 1300, ormai ogni 25 anni, con qualche Giubileo speciale. Uno l'abbiamo vissuto nell'83, nella Redenzione, l'altro 10 anni fa, nel 2015, il prossimo sarà nel 2033, di straordinari. Quelli ordinari ogni 25 anni, dove direi rimettere mano ad alcune realtà della vita che devono essere in qualche modo rimesse a tema, se non si vuole il collasso dell'umano. Se non si vuole soprattutto il collasso, e sono le due grandi realtà, in questo momento non è possibile investigarlo, le due grandi realtà per cui in fondo il Giubileo è pensato: le relazioni e il tempo. Le relazioni e il tempo. Ci siamo soffermati 15 giorni fa con il clero di Cagliari proprio sulle relazioni a partire appunto da questa sollecitazione giubilare. L'altro grande, non lo possiamo fare, ripeto, perché ne ho scritto anni fa, il Giubileo, i fondamenti del Giubileo in fondo aiutano a rimettere mano al tempo in un modo molto significativo. Perché il tempo diversamente diventa un tritacarne incredibile. Allora, a partire da questi due tiranti, da queste due realtà, relazioni da liberare nuovamente e da inverare, è la questione del tempo, questa irruzione
in quella che è la ciclicità che diventa terribile. Noi non ci facciamo molto caso. La lettura liturgica di Levitico che capita in estate, con tutte le letture delle feste, delle date, dei pleniluni, della luna così, delle stelle cosà, e uno dice, ma cosa ci interessa? È la precisazione del mondo di Levitico, che è un mondo profondamente segnato anche dalla classe sacerdotale in quel momento, molto segnato dalla classe sacerdotale, ma ahimè così poco religioso, come può capitare molte volte, che necessita appunto di un'attenzione particolare, perché in fondo la festa è l'irruzione di Dio dentro la ciclicità che può, come dire, impiccarci. La festa è fondamentale. Noi abbiamo adesso tante vacanze, tanti weekend, poca festa. Poca festa. Allora, queste due direttrici che rimangono nel sottofondo, sulle quali non mi posso, ripeto, soffermare, ma questa explicatio terminorum è importante, un approccio al testo che tiene conto di alcuni elementi e tenendo conto soprattutto del grande contesto a cui faccio immediatamente riferimento. Ma la prima cosa è un testo Levitico 25, 55 versetti, mai testo senza contesto, diversamente il testo diventa un pretesto, cioè qualche scusa per cui parlarci sopra. Allora il testo resta fondamentale. Lo leggo. Non lo commento se non per quelle cose fondamentali, ma è inutile parlare del caro estinto senza avere almeno la fotografia. Ogni parola qui evidentemente è soppesata. Io in questo articolo feci, come dire, una puntualità di esegesi proprio perché merita, soltanto le prime due parole già meriterebbero a sé, con tutto il significato di questo Yedabber, di questo Dio che parla. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai frutti. Ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te, anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno, shofar teruah. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne, non potate, poiché è un giubileo.
esso sarà per voi santo, potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del Giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vedrete qualcosa, venderete qualche cosa al vostro prossimo, o quando acquisterete qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo Giubileo. Egli venderà a te in base agli anni del raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti, non la proprietà, non i campi, non le case. Nessuno di voi opprima il suo prossimo, temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete al sicuro nella terra. La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro. Se dite, che mangeremo il 7° anno se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti? Io disporrò in vostro favore la mia benedizione per il 6° anno e la terra vi darà frutti per 3 anni. L'8° anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al 9° anno. Mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni. Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all'anno del Giubileo. Al Giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno della vendita. Il suo diritto di riscatto durerà 1 anno intero. Ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti. Il compratore non sarà tenuto a uscirne al Giubileo. Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri, potranno essere riscattate e al Giubileo il compratore dovrà uscirne. Le case di città, le pochissime città murate, valevano molto poco. Ciò che valevano erano anche i piccoli casotti per conservare gli attrezzi di lavoro. Quelli rientrano ai propri padroni. Pensate anche in Sardegna quale difficoltà a vendere le proprie terre, almeno non immediatamente, ma prima di vendere un pezzo di terra bisognava essere alla fame. Quanto alle città dei Leviti e alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perenne di riscatto. Se chi riscatta è un Levita, in occasione del Giubileo, il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà in mezzo agli israeliti. Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere,
perché sono loro proprietà perenne. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fai vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per darvi la terra di Canaan per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo. Sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio. Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi. Tra i loro figli nati nella vostra terra saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà. Vi potrete servire sempre di loro come schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli israeliti, nessuno domini sull'altro con durezza. Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco, il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, dopo che si è venduto ha il diritto di riscatto. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli o suo zio o il figlio di suo zio. Lo potrà riscattare uno dei consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. Farà il calcolo con il suo compratore dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo. Il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato. Se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno. Il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i suoi occhi. Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l'anno del giubileo, lui con i suoi figli, poiché gli israeliti sono miei servi. Essi sono servi miei, che ho fatto io uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Questo è il testo, molto lungo, un capitolo intero, articolato, con una attenzione, abbiamo ascoltato, su molti versanti, proprio perché sappiamo bene, quando si sottolinea una cosa in un determinato momento storico è perché quella cosa non la si vive. Quando in letteratura sentiamo e risentiamo prendere, riprendere e sistemare le cose in modo, era una realtà che era indispensabile rilanciare, ma insieme evidentemente c'era una non ottemperanza di quella legge, che però lì, come dire, si toccava con mano che era indispensabile per poter vivere. Allora, dicevo, il testo che va ascoltato e poi
appunto si potrà approfondire con letture proprie. Su questo testo si può stare un semestre accademico intero, 2 o 3 ore settimanali. Quindi è evidente che stasera non facciamo il corso sintetico, bisogna scegliere alcune cose che rendano, come dire, ragione un po' della titolatura e un po' del senso anche, cioè uno starter, un fermarsi e un punto di partenza quando parliamo di giubileo biblico. Quali sono gli elementi da ricordare? Non scendo in quegli elementi particolarissimi, lo shofar, l'etimologia, come diceva, il tempo stesso, quando inizia, sono tutte realtà super studiate che si possono affrontare, ma ci avrebbe portato via, avrei dovuto leggere per 70 minuti di seguito un papier che alla fine, dopo i primi 15 minuti, uno dice basta. Non è il caso, proprio per non fallire il senso di questa che non è una lezione, ma come dicevo non è una lezione divina e non è neppure un'omelia. C'è un grande contesto a cui fare riferimento e allora immediatamente faccio riferimento a questo contesto che ci permette di decodificare il perché di tutta questa legislazione precisissima, puntualissima, direi quasi esasperante da quanto precisa è, soprattutto se si fa in sinossi con i testi esodali o con i testi del Deuteronomio. C'è allora, come dire, un grande contesto. Non si può mai leggere la scrittura, nessun brano biblico, senza fare riferimento ad un contesto, quello immediato, e qui siamo nel grande codice di santità, dove il codice di santità, lo dico in modo giornalistico, non è stare dentro il tempio, non è cultuale, ma il luogo di questa santità è tutta questa serie di giustizia fatta. Questo è l'ambito cultuale che viene indicato, e detto paradossalmente, sono i sacerdoti, i Kohanim, che in qualche modo stanno indicando questa realtà qui. Quindi gente del culto, gente della frequentazione tra vestibolo e altare, gente che ha in mano tutto il potere religioso, ma questo grande codice corre essenzialmente, l'ambito di culto di questo codice è la giustizia, è l'attenzione, potremmo dire così oggi usando termini più nostrani, di mettere al centro la persona. La persona, le relazioni e il tempo. Questa realtà sulla quale non possiamo soffermarci, ma meriterebbe una attenzione particolarissima, perché ognuno di noi fa l'esperienza della fuga del tempo, del terrore del tempo che passa e tutte le altre realtà. E questa legislazione è proprio, come dire, anche si attaglia molto bene a questa realtà. Alla radice dell'anno giubilare è importante sottolineare due testi che sembrano molto lontani, ma sono, come dire, il vero quadro di riferimento. I racconti della creazione. Genesi 1 e Genesi 2 e 3. Sapete che sono due i grandi racconti della creazione, il capitolo primo di Genesi e il capitolo secondo e terzo. Non è che fosse ubriaco chi ha messo Genesi a fianco e dice ma l'ha appena fatto il racconto. Sì, c'è una posizione e ci sono sguardi complementari fissati sulla medesima cosa, ma vuol dire che c'è una ricchezza così sovrabbondante in quei testi che bisogna assolutamente leggerli non 2 volte, ma tante volte. La letteratura giudaica, per esempio, darà in pagine lunghissime, sia Bereshit e Rabbah che
Sutta, il piccolo commento a Genesi, sono pagine incredibili che vedono da 1000 punti di vista, come ognuno appunto vede la propria storia, le proprie origini, le proprie relazioni, ognuno dal proprio punto di vista. Genesi 1 e Genesi 2, 3, che implica appunto l'affermazione di una origine positiva di sé e della storia. E c'è il ritornello che sappiamo molto bene di Genesi 1: e Dio vide che era cosa buona, che era cosa molto buona. L'imprinting di tutto quel testo è questo sguardo di Dio. Ricordiamo subito, Shabbat, sabato, cessare il lavoro, e Dio, cessando il lavoro, guarda, contempla ciò che ha fatto. Questa realtà che viene appunto da Dio, visto come qualcuno che fa una cosa bella e buona. E la forma plastica è il meraviglioso giardino pieno di alberi rigogliosi di Genesi 2, che viene fuori appunto da questa genialità di bene, ed questo è uno degli, come dire, degli attracchi fondamentali per parlare di Giubileo. Questo giardino è un dono che precede. È un dono, non è una cosa creata da nessuno, precede tutti ed è dato in una forma di totale gratuità. Un dono che precede, appunto, e che riceviamo per vivere. Parlo della, come dire, della cornice non troppo prossima della legislazione giubilare, ma dentro c'è proprio questa realtà. E la scrittura che cosa è in fondo? Solitamente si parla della scrittura come libro su Dio, un libro teologico. La scrittura è un libro antropologico. Più che di Dio, dice come da persone umane vivere questo dono che si è ricevuto. Direi che, strizzando per bene tutta la legislazione di Levitico, ma tutto ciò che riguarda il capitolo 17 e 26 di Levitico, il codice della santità, alla fine viene fuori proprio questa realtà. La scrittura ci offre alcune direttrici di vita sul come stare dentro questa vita, non un'altra. Come poter in qualche modo promuovere la vita, se vogliamo usare il termine biblico, come custodire il giardino. Il giardino non si depreda, nel giardino non si fa il proprio capriccio, ma quelle a immagine di Dio, che tornerà immediatamente. Questo significa. E l'atteggiamento fondamentale è il dono e la gratuità, che sono i due grandi elementi per cui comprendere tutta la legislazione sulla terra, sulle persone, sulle case in città, sulle case in campagna, sul debito, l'usura. Sono pagine, versetti che abbiamo letto sull'usura e con tutto quello che corre, usura e corruzione. La terra ricevuta, allora. Contesto ancora più spalancato che riguarda tutta l'umanità sono i primi 11 capitoli di Genesi. Noi in diocesi 4 anni fa ci siamo soffermati 3 anni interi proprio su questi capitoli per cercare di comprendere, proprio perché, come dire, tutto ciò che ci sta capitando e tante di queste realtà che sembrerebbero, come dire,
strane, ingestibili. Abbiamo alle spalle una realtà come questa che sarebbe realmente da riprendere in mano in questo momento giubilare, proprio per rendersi conto di che cosa c'è in gioco e il come stare in questo momento dentro la storia. Se c'è tutta l'umanità implicata, ce n'è un'altra che riguarda in modo più specifico Israele, la cui esperienza conserva per noi cristiani una forma paradigmatica fondamentale. L'umanità riceve la terra in generale, potremmo dire così, tutti la ricevono. Israele ne riceve una porzione specifica che diventa paradigmatica sul come per tutta l'umanità abitare. E noi sappiamo che il come è fondamentale, non è secondario nella vita. Se io vi invito a mangiare un pezzo di tiramisù di quelli buoni, su un tavolo ben preparato, bello, proprio pulito, e se io vi invito a mangiare il medesimo tiramisù nel trogolo dei porci, è il medesimo tiramisù, ma il come cambia sostanzialmente. La nostra vita è fatta di come. Ecco perché la scrittura, come dire, è da tenere così cara. Sono i come vivere. Il progettista ha pensato qualche cosa per far camminare il fornetto a microonde, per far camminare le nostre macchinette elettroniche, qualche nozione per farla muovere, dobbiamo averla. Il come è estremamente importante. Vedrei la scrittura e anche questa legislazione è un modo di leggerla, non è l'unico. Allora, questo diventare custodi, pensate a Abramo, chi è? Pensate ai patriarchi, pensate a tutti gli altri, semplicemente custodi. Ad Abramo non viene chiesto nient'altro. Vai lì, vai là, metti una stele, metti una pietrina e chiamalo così, chiamalo così. Custodi, camminatore e custode. Uno, perché lo chiamiamo il padre dei credenti? Perché dà credito a Dio, a questo Dio. Dopo questo giardino, dopo il fatto di essere custodito, bisognerà ancora nuovamente raggiungere la terra promessa e allora si parlerà di conquista, ma proprio in questo senso. È sempre da riconquistare il come stare dentro la storia, perché voi sapete tutti come? No, noi non lo sappiamo. Pensate anche alle relazioni più strette, più belle che noi viviamo, abbiamo l'indispensabilità nel qui ed ora della mutevolezza del tempo, delle persone, della storia, di rimodularci, di trovare quei come adeguati al momento. Allora, se la prospettiva dominante è quella di ricevere, ed è quello che riceve Israele, come si potrà rimanere in possesso di quanto si è ricevuto? Non c'è automatismo. È un come da rieditare costantemente, è una libertà da liberare. Pensate al cammino dell'Esodo, che è la fotografia dietro cui c'è la legislazione di Levitico. Israele è liberato e immediatamente, come dire, gli manca l'acqua, gli manca la carne, ci sono i serpenti, il posto è inadatto, continuamente questa mormorazione, dove l'invito
vengono liberati e mentre sono liberati non si rendono conto che questa liberazione deve essere rilanciata da loro. Dio fa la sua parte e Israele piange perché vuole sedersi alle pentole della carne bollita, ai porri, alla frutta e a tutto il contorno che ricordavano lì. Come rimanere in possesso di quanto ricevuto? Ecco la grande domanda. Pensate anche al libro dei giudici, per esempio, dove costantemente c'è la minaccia di nemici esterni che sono lì per depredare Israele a causa dei suoi malconci come che Israele sta mettendo in atto. Come vivere bene nel luogo che il Signore dona, evitando di perderlo o di distruggerlo? Da questo punto di vista il testo del libro dei giudici è eccezionalmente bello perché, come dire, c'è questo nemico che si presenta, ma perché i come di come Israele sta vivendo il suo vivere su quella terra sono bislacchi, sono taroccati, sono fasulli, sono cattivi, cioè sono prigionieri di cose che non fanno funzionare. Come vivere bene allora in questo luogo? Ecco il Giubileo, la grande cornice della legislazione giubilare. In fondo lo sguardo è molto ampio, lo ripeto, è una scrizione della classe sacerdotale, è l'ultimo codice del Pentateuco che viene scritto, viene messo per iscritto e hanno presente splendidamente tutto il quadro della storia della salvezza e arrivano a fare appunto questo tipo di legislazione. In particolare il capitolo 25 ci sono alcuni di questi come, alcune di queste indicazioni di come starci, di come abitare. È un testo, non abbiamo purtroppo il tempo di dirlo e di approfondirlo, è un testo che viene considerato tardivo dopo una lunghissima riflessione in Israele in un momento storico molto particolare. Perché accenno solo una cosa per far capire la complessità a cui tentano di dare risposta. Vengono portati via l'intelligenza, la corte e chi conta. E in Israele, nella deportazione, resta chi viene chiamato Am Haaretz, Sagentijeda, il popolo della terra, così viene chiamato, il popolo della terra. I beni di chi aveva tutti i beni, che sono andati via, sono stati déplacés, portati in esilio, vengono ridistribuiti tra tutta questa gente. Al ritorno degli esiliati che hanno vissuto la tragicità dell'esilio, voi pensate che cosa voleva dire ritornare a casa e fare i conti con la gentigella che era diventata proprietaria di tutta sta roba. La gentigella, da un punto di vista economico, era cresciuta in modo significativo, ma chi tornava? Ecco la legislazione con che cosa di estremamente concreto ha a che fare. Non sono legislazioni quelle della scrittura, ma cosa c'è dietro? Dietro c'è la vita concreta, con i pasticciacci dell'umano, quelli concreti. E questa legislazione tenta di fare un po' di verità e di giustizia su questi come. Ecco perché questo capitolo è nel codice, chiude quasi il codice di santità. Lo ripeto,
noi penseremmo immediatamente alla devozione, la frequentazione al Tempio, la parola di Dio, i sacrifici. L'ambito che viene indicato per la santità è questo. È la giustizia, è l'ottemperanza di questi come, tutti sostanziati da una vera fraternità e da una reale solidarietà, termini di cui ci riempiamo la bocca, ahimè, a tutti i livelli, ma talvolta è difficile vederla in atto. Questo testo sarebbe quindi stato scritto dopo l'esperienza dell'esilio e dopo la perdita della terra, avendo a che fare con problemi, ho accennato un esempio, ma come dire, l'intrico era ancora molto più sostanzioso. Naturalmente il testo segue una linea narrativa, quindi noi sappiamo da un punto di vista redazionale che è stato scritto dopo il rientro e dopo la perdita della terra, ma seguendo la linea narrativa Israele deve ancora, così è raccontato, conquistare la terra e viene istruito dal Signore sul come, sulle modalità concrete dove e come vivere in questa terra a partire da questa precisa, semplicissima visione teologica. Il popolo di Israele è il popolo di Dio, siete mio popolo, è un ritornello che torna 3 volte in 3 punti molto precisi del capitolo 25, che è la motivazione. È questa appartenenza e questa esperienza di liberazione che Israele ha fatto, popolo di Dio, è la terra stessa, è proprietà di Dio. Non entro in questo momento in meriti, politici, ma in una visione, biblica, c'è, certo, è molto più complessa la questione oggi, ma la realtà a Israele viene ripetuto continuamente. Non dite la mia terra, perché la terra è mia, dice il Signore. Voi siete ospiti, siete Gerim. Allora il come incomincia, direi, a delinearsi. Da una parte questa appartenenza che fa l'identità stessa di Israele e insieme appunto questa terra che viene donata e con gratuità perché ad immagine di Dio la custodiscano con quella generatività e con quella larghezza di gratuità con cui Dio ha dato loro la terra. Allora, tenendo presente questa promessa, Levitico 25 stabilisce che si vivano un anno sabbatico e un anno giubilare a fianco. Entrambi hanno a che vedere con il tempo di riposo, tema che ho citato varie volte, ma il primo non ha, l'anno sabbatico non ha alcuna, implicanza socio-economica. Il secondo, l'anno giubilare, come abbiamo sentito dal lungo testo di Levitico, è un tempo speciale. Shabbat Shabbaton, sabato dei sabati, anno santissimo, dove c'è una peculiarità che non c'è nell'anno settenario del Giubileo, e qui invece c'è da mettere mano a tutte quelle strutture che nel giro degli anni sono state depredate, si sono offuscate nella fraternità e nella giustizia,
sono cadute sotto debito, sono cadute per l'usura o per la fame forsennata di molti. Un anno, un tempo speciale che ha come connotazione propria la remissione dei debiti, come abbiamo ascoltato, e la liberazione dalla schiavitù, da tutte le schiavitù. Stasera noi non possiamo fare la declinazione del qui ed ora come questo testo biblico. Stasera tentiamo, se ci riusciamo, a dire cosa oggettivamente il testo dice, ma cosa dice a noi oggi è da fare, è da declinare. E ha una declinazione, quella di questo 2025, che non è quella del 2000 e tanto meno per chi l'ha vissuto, quella del 1975 e tanto meno quella del 1950. Un altro mondo, dove la declinazione di questi come la comunità cristiana è chiamata a farlo. Noi personalmente e la comunità cristiana è chiamata a farlo. L'anno sabbatico allora, il 7° anno. Levitico 25,2 è l'incipit del testo. Viene fuori questa espressione, direi, molto peculiare, molto particolare e quasi incredibile da sentire. Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Si entra nella terra, bisogna fare i fuochi d'artificio, bisogna fare festa, bisogna andare a fare culto, bisogna fare. Non c'è da fare nulla. La terra deve riposare. Ci aspetteremmo nel momento dell'entrata, della presa di possesso, che ci sia una qualche celebrazione o qualche azione particolare per siglare questo nuovo possesso. Invece l'attenzione è totalmente spostata dal popolo che entra o conquista o che riceve la terra sul paese, sulla terra e sul suo riposo. Non il soggetto è colui che entra e diventa vincitore, ma sulla terra è il suo riposo. Perché? E qui fa sempre parte del grande contesto. La connessione popolo-terra è molto più stretta di quanto si possa pensare. È strettissima nella scrittura. Ecco perché ci si aspetterebbe un incipit di tutt'altra natura, invece questa è la realtà. Allora la legge stabilisce che ogni 7° anno la terra riposi. Tu entri, bisogna darsi da fare per mangiare, per lavorare. No, ti fermi e riposi. La terra l'hai ricevuta gratuitamente. Anche gli abitanti dovranno vivere altrimenti, diversamente dal gran darsi da fare. Il rimando immediato evidentemente è a Shabbat e al suo significato. Giorno di riposo, giorno dedicato al Signore, giorno in cui fare memoria dell'agire di Dio dentro la storia. Dovrebbe essere, come dire, il senso della festa, anche cristiana, anche della domenica di risurrezione, Pasqua della settimana. Per queste 3 realtà, smetterla di autocontemplarsi, con l'autoreferenzialità che deve essere messa da parte, è un giorno dedicato al Signore, quindi c'è già subito uno scorporamento. Piantarla, appunto, di contemplarsi o come ottava meraviglia del creato o come ultima schifezza del creato, ma sempre contemplazione di se stessi. E in qualche modo avere un oggetto fuori di sé, giorno dedicato al Signore, per fare memoria dell'agire
stesso di Dio. Ecco, l'opera creatrice, e questo è il grande tirante che viene, come dire, a cui la legislazione di Levitico è profondamente legata, è proprio questo. L'opera creatrice dove trova il suo compimento? Paradossalmente quando Dio cessa di lavorare. Quella è l'apice dell'opera creativa. Quando Dio smette di lavorare e fa Shabbat, lui stesso si riposa, si distacca dal proprio lavoro e lo contempla e lo guarda. Questo è l'apice della creatività. Stabilisce, noi diremmo, un limite a tutto e anche un limite alla propria onnipotenza di creatore. Prendete Genesi 2, 2, 3. C'è questa pausa che diventa tutta sostanziata dallo sguardo. Cosa si fa lo Shabbat e cosa si fa la domenica? Si dovrebbe contemplare. Perché? Perché poi c'è lunedì. O per gli ebrei c'è Yom Rishon, cioè il giorno dopo il sabato, primo giorno dopo il sabato. E bisogna vivere, senza rimanere tritati nel tritacarne del tempo, dei mesi, delle settimane, degli anni, eccetera. All'essere umano, in fondo, viene consegnata la stessa possibilità e viene indicato questo come stare dentro la storia. Questo significa immagine di Dio. Questo significa non essere travolto da se stesso, dalla propria ansia di produrre, per non divorare le cose e per rimanere divorato dalle cose che compie e dalle cose che fa, ma per gustarle contemplandole. Se un come è importante da questa legislazione, sforiamo dall'oggettività del testo per passare mezzo secondo ad una attualizzazione, è la fretta. È la fretta che non ci permette più di degustare la vita. Ecco perché l'irruzione della festa. La festa non è weekend. La festa non sono le ferie, tutte cose belle. La festa è un'altra cosa. Se non fai irruzione alla festa, c'è l'incapacità di vivere la ferialità. Ahimè, la ferialità è dura. Ferialità è dura. Come Dio riserva il settimo giorno della creazione al proprio riposo, così, osservando Shabbat, la persona umana imita realmente Dio, ma è una imitatio Dei che dà la grande possibilità della vita, dà la grande possibilità, cioè di degustare ciò che si è, ciò che si ha, ciò che si compie. Diversamente tutto questo scivola via, senza lo stop, senza la contemplazione attraverso uno sguardo per arrivare a usare di nuovo il ritornello di Genesi 1 e poter dire è cosa molto buona, è cosa molto bella. Un grande frequentatore della parola di Dio, Paul Beauchamp, scriveva così anni fa: Dio per primo osserva il sabato perché l'uomo lo osservi a sua volta come ha fatto lui, dunque a sua immagine. Ciò basta, questa cosa qui, basta a relativizzare l'idea che la persona umana sia immagine di Dio attraverso il lavoro, che lo sdoganiamo continuamente questa realtà qui.
lo è piuttosto attraverso la cessazione del lavoro. Smettere di lavorare significa essere più forti del proprio lavoro. E cosa c'è di più difficile? Smettere di lavorare significa essere più forti della propria forza, e questa è la definizione della dolcezza di Dio. C'è un concentrato di interpretazione ad immagine, non tanto per il lavoro creativo, che non si sta dicendo che ci compete, ma il là perché la vita canti, perché suoni, perché esprima tutta la sua vitalità. E in questa cessazione con uno sguardo contemplativo, e contemplativo vuol dire anche riprendere in mano le fila, le motivazioni, gli incontri, gli scontri, vuol dire imparare a tematizzare ciò che invece molto spesso non facciamo. Una realtà che sembra scontatissima detta così. Tra tematizzato e vissuto non c'è, come si dice in italiano, perfetta unità. Detto in altri termini, noi viviamo 100, tematizziamo, se ci va bene, 10. Chiamare per nome le cose, sopesarle, gesuiticamente fare il discernimento sulle realtà della vita. È in questa realtà di cessazione, apice di uno sguardo rinnovato che dà la possibilità della vita. Allora c'è un ritmo di riposo settimanale, Shabbat, perché la settimana necessita di questo sguardo rinnovato, di questa non soltanto cessazione dal lavoro, ma di, smetterla nell'autocentratura e dare spazio ad altro da me, in una contemplazione, in uno sguardo rinnovato. La festa rinnova lo sguardo sulla vita. Se non rinnova lo sguardo sulla vita è inutile, sarà un giorno senza lavoro, ma non è festa. La festa è il rinvigorire delle possibilità del giornaliero, della ferialità, della quotidianità. E poi c'è il ritmo, appunto, ogni 7 anni e poi il giubileo del 50° anno. Detto in altri termini, c'è una rigenerazione, c'è una reale palingenesi che bisogna mettere in atto. Dio fa la sua parte, ma questa parte di ricreazione è attraverso questi come, che noi molto spesso liquidiamo. Il giubileo del 50° anno. Allora ogni 7 giorni, ogni 7 anni e ogni 7 per 7 di anni si stabilisce appunto che al 50° anno si celebri un anno specialissimo di questo cessare, di questo guardare, contemplando e di questa santità di vita che riguarda non tanto l'ambito cultico, ma come dicevo, l'ambito privilegiato sono, noi potremmo dire, tutta quella legislazione molto puntuale che ho semplicemente letto. L'anno del Giubileo, come appunto un unico grande Shabbat, inaugurato da questo corno del clamore, questo shofar teruah, che è collegato, così ci ricorda il testo, al tema del perdono. Perché quando ha inizio questo 50° anno?
nel giorno di Yomah, il giorno per eccellenza, in stato enfatico, Yom Kippur, che noi diciamo giorno dell'espiazione, è il giorno del grande perdono di Dio. E perché inizia in questo giorno di Yom Kippur, il 50° anno? Tutto è posto sotto la caratura, appunto, del perdono. È un perdono che Israele riceve gratis da Dio, che noi riceviamo gratis, e lo abilita a fare la medesima cosa rimettendo i debiti. Nel Padre Nostro, tanta traduzione, tanto combattuta in questi anni, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci sarebbe un po' da soffermarsi perché i verbi usati nel sottofondo aramaico forse impegnavano su un altro versante, ma va bene. Si può vivere nella terra che Dio ha donato solo riconoscendosi oggetto di una misericordia incondizionata. Non c'è altro. Se no, si vive da padroncini e anche inaciditi, anche arrabbiati. Ecco perché inizia così, nel giorno di Yom Kippur, il 50° anno, l'anno santissimo, l'anno della grande liberazione. E qual è il grande sottofondo? Meglio, ciò che regge in piedi la possibilità di quei come, il perdono incondizionato. Quello è generativo, quello produce le possibilità della vita. Meglio ancora, si può vivere la vita secondo questa legislazione soltanto gustando e riconoscendo di essere oggetto continuo di una misericordia incondizionata, immeritata, indefettibile. Questa è la condizione per stare dentro la storia. Se non è sostanziato da questo perdono, anche i nostri anni santi, ahimè, possono in qualche modo, speriamo di no, perché ci sono tutte le possibilità per viverlo bene. Ma, attenzione, non c'è nulla di automatico. Qui c'è un come fondamentale che ci viene dato da questa legislazione, che a prima vista uno potrebbe dire, ma la legislazione di questo tipo qui, cosa ha da dire a noi oggi? Allora, se il fondamento di tutto è questo giorno dell'espiazione, Levitico capitolo 16, questo ha delle conseguenze sulla modalità di pensare il rapporto che noi abbiamo con gli altri, con il prossimo e con tutto quello che la legislazione chiama, indica come liberazione. Questo fa parte della grande declinazione del qui ed ora di questo testo. Levitico 25:17 che abbiamo letto sono appunto queste indicazioni molto sintetiche ma molto chiare per vivere l'anno giubilare con poi quella dettagliata indicazione per casi molto concreti. Ma perché casi molto concreti? Sono i casi che hanno sotto gli occhi. È la realtà conflittuale che cerca in qualche modo di essere sanata per vivere con fraternità. E questo implica naturalmente il mettere mano a quei come. Allora, anche nel caso del giubileo del 50° anno, si tratta non soltanto come nel 7° anno di un riposo sabbatico, ma appunto Shabbat e Shabbaton, di un riposissimo, di una realtà che è santissima, ma nella misura in cui è riposatissima, nel senso che dicevo, nel senso di un fermarsi,
di ricomporre lo sguardo, di riprendere la vita, le sue motivazioni e soprattutto i come abbiamo agito fino a quel momento. La terra, appunto, riposa. Che cosa è chiesto? Il testo qui diventa, come dire, molto, molto esplicito. È chiesto un grande atto di fiducia, un grande atto di fede nel Signore, il quale da parte sua dice così, versetto 21, io disporrò in vostro favore la mia benedizione e la terra darà frutti per 3 anni. Cioè voi vi fermate, mi date credito e la mia berachà, la mia benedizione, farà sì che voi abbiate in abbondanza. Dio si rivela capace di far abbondare proprio là dove invece, stando alla logica delle cose, ci dovrebbe essere assoluta scarsità di mangiamento, perché non si può seminare, non si deve seminare, perché non si deve fare tutto il resto. E lì dove c'è, come dire, l'immediatezza logica della scarsità totale, per il credito, solo per il credito dato a Dio, mangeranno tutti. È l'esperienza che Israele ha già fatto nel deserto. Ricorderete Esodo 16, il sabato non si raccoglie la manna. Perché? Perché in quel giorno era Shabbat, una rilettura molto interessante, e la manna arrivava doppia, in doppia razione. L'importante è che Shabbat in qualche modo fosse vissuto. Anche tutta la legislazione giudaica, rabbinica poi sullo Shabbat, che può far anche sorridere, non aprire il frigorifero, non accendere la luce, tante cose che vicini di casa di Don Polski, delle suore polacche, chiedevano aiuto alle suore polacche di sabato per farsi accendere e spegnere la luce e per farsi aprire e chiudere il frigorifero. Da sorridere, ma cosa c'è dietro? C'è questo. C'è questa realtà di un come che implica effettivamente un piantarla di correre come pazzi infuriati, dove la rilettura della vita non c'è più e ci sfugge il senso stesso dell'essere qui ed ora. Allora, l'opera di Dio è visibile soltanto se si rimane in questo tratto fiduciale dato a Dio, solo se si crede che ce ne sarà abbastanza anche domani, senza legare appunto al mio strafare tutta la possibilità della vita. Attraverso l'istituzione dell'anno giubilare, Israele deve rinverdire questa capacità di dare credito a Dio. Questa è una delle caratteristiche fondamentali di questa legislazione. Per quanto riguarda la terra di proprietà di una famiglia, nell'anno giubilare, lo abbiamo sentito, si ha il recupero di quanto si è venduto. La terra non si potrà vendere per sempre, lo abbiamo ascoltato in versetti 23 e 24, e ciò si può declinare, come abbiamo sentito, attraverso la concretizzazione plastica del Goel, del riscattatore, di colui che compie Geulah, il riscatto. Israele è Geulah di Dio. Noi siamo Geulah di Dio. Allora c'è questa possibilità variegata
interviene il parente riscattatore e qui naturalmente, l'impalcatura della nostra forma familiare odierna, quanto corrisponde ad una solidarietà fattiva. Ti sei messo nei guai, arrangiadidda. Che è vero, ma non è giusto. Il Goel, o colui che trova con la sua vivacità creativa il denaro per riscattarla, ma anche se non lo trova questo denaro nel 50° anno di questa contemplazione rinnovata, e quindi persona al centro e riscatto per ridare alla persona le possibilità concrete della vita, della dignità della sua persona, ritornerà in suo possesso. C'è questa sottolineatura: il dono non deve essere smembrato. L'eredità non deve essere in qualche modo spezzata in 1000 parti. Deve essere conservata nella sua integrità. Non si può fare la cresta su queste realtà, perché non sono, semplicemente qualche cosa che appartiene alla persona. In qualche modo, non è detto in questi termini, ma ontologicamente, cioè l'essere stesso di questa persona che viene, se non è ristabilita la giustizia, defraudato in un modo che è difficile continuare a vivere. È difficile continuare a vivere. Ancora una volta si desume da questa legislazione che è tutta una questione dentro il tempo. La prima direttrice è tutta relazionale. È una legislazione tutta relazionale, perché la terra è simbolo di un rapporto e di una storia. La casa, la terra, non sono realtà coreografiche nella vita, soprattutto in un momento storico come quello, ma mutatis mutandis, anche per quanto riguarda questo momento storico. Cioè non è qualcosa su cui si possa fare la cresta, si possa guadagnare in maniera indiscriminata. Non è un oggetto di compravendita. Perché? Perché è dono e non è proprietà. Mia è la terra, voi siete miei servi. In questo momento ho presente una situazione terribile di vita di 2 persone, la moglie 70, lui 76 anni, che per le questioni, per aiutare un figlio che stava andando male nel lavoro, hanno ipotecato la casa. E questa casa ipotecata per 1.500 euro all'asta, hanno perso la casa. Noi non siamo riusciti ad arrivare in tempo perché non lo si sapeva. La disperazione totale, il sacrificio di una vita. Ma qui per dire che non è soltanto il bene, qui saltano tutti i parametri della vita, le possibilità della vita. Ecco perché questi come sono, così importanti. Essere forestieri e ospiti sulla terra che rimane di Dio. Qui sarebbe da aprire tutto il grande discorso aperto dal Laudato Si, con tutte le implicanze che in questo momento storico che sta diventando assai tragico bisognerebbe proprio fare. Il Giubileo allora tocca alle persone e la legislazione finale, questa questione appunto dell'essere schiavo, di non poter essere trattati
come schiavi, ma sarai trattato come giornaliero e come ospite, dove ancora una volta appunto viene fuori la legge fondamentale. Questa legislazione fa saltare, diciamo, l'assioma per sempre. Non può essere per sempre, toccando alcune realtà fondamentali. Questa schiavitù, questo essere sfilati dai propri beni, non può essere un per sempre. Questo è il ristabilimento della giustizia. Ripeto, sarebbe poi bello poter declinare queste realtà nelle biografie personali di ciascuno di noi e in ambito un po' più corporativo nelle nostre comunità cristiane e anche sociali. Allora, vi dicevo per 3 volte, andiamo a conclusione, si collega questa normativa di Levitico 25 che rilegge anche gli altri testi giubilari con la chiamata in causa dell'uscita dall'Egitto, versi 38, 42, 55, cioè in luoghi particolari di questo lungo capitolo viene fuori il grande filo conduttore. Io sono il Signore vostro Dio, che io ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per darvi io la terra di Canaan per essere il vostro Dio. Questo è il ritornello che si ripresenta. Quindi tutta la legislazione fa chiaro riferimento nel grande contesto amplificato a questa liberazione dall'Egitto. Questo vuol dire che non è che bisogna entrare, è possibile una diversa logica, ma tenendo in considerazione, prendendo sul serio questi come che la legislazione ha messo in atto. Levitico 25 sostanzialmente è questo. È una sintesi, direi anche molto, molto curata e curatissima da un punto di vista letterario. Tra l'altro, come dicevo, è dentro il codice di santità, quindi c'è una cura molto particolare da un punto di vista letterario, una sintesi su come stare sulla terra, soprattutto in questa realtà conflittuale, problematica di ingiustizia. Uscire dalla logica di uno sfruttamento indiscriminato dei beni e delle persone, che sono indisponibili a qualsiasi manipolazione. Un come, questo che va declinato da chi governa fin giù, e dove, come dire, devono essere messe in atto dei come particolari, intermedi, macro come, ma anche tutta una serie dentro le nostre biografie personali e comunitarie di questi come. Guardare ciò che abbiamo come un dono. Ma io lavoro, mi spetta, è mio, che sono tutte cose vere, ma, come dire, lo sguardo in qualche modo deve essere allargato per non rimanere catturati dentro una relazione con uno che veramente è altrimenti da noi. Come Dio ha fatto. Per noi è il come dei sentimenti di Gesù, è il come degli stili di Gesù di Nazareth. Tenendo conto
che non soltanto quello che abbiamo proviene da un provvidente, ma tenendo conto che fratello e sorella sono coloro che in qualche modo noi siamo chiamati costantemente a liberare e loro a liberare noi. Questo rifà completamente anche, come dire, i nostri incontri personali. Finché io sono allo specchio, posso pensare di essere il più bello, il più intelligente, il più santo, il più scafato. Quando incontro invece che lo specchio un tu, è il tu che rivela all'io anche quella realtà che l'io non riesce a cogliere. Pensandosi o l'ottava meraviglia del creato o seppellito sotto i detriti incredibili che sono le ferite della propria vita. È il tu che svela l'io a se stesso ed è un ripensamento di stare dentro la storia in un altrimenti costante, dai massimi sistemi della nostra vita a quelli più infinitesimali. Liberati perché liberatori, liberatori perché liberati. Una realtà questa che si incontra costantemente con la vita delle persone. Allora, il Levitico offre la grande possibilità di una riflessione, e qui il genere letterario è di una legislazione, non era soltanto una esortazione, anche se è vero, come abbiamo sentito, che non c'è in Levitico 25 nessuna, sfugge il termine in italiano, non c'è nessuna cosa che venga, come dire, messa sotto reato, cioè perché? Perché il principio fondamentale è quello del timore di Dio, Irat Adonai. Il timore di Dio, insomma, a noi suona un po' male. Tradotto oggi vuol dire prendere sul serio Dio. Quelli che prendono sul serio Dio, che hanno timore di Dio, sono in questa possibilità molto concreta che non hanno bisogno, come dire, guarda che se fai questo ti arriva la penalizzazione. Ecco perché non c'è nessuna penalizzazione in quella legislazione, perché è retto fondamentalmente da questo credito dato a Dio. Siete mio popolo, la terra è mia, voi siete miei ospiti. Ecco, tramite questa pratica Israele si appropria del senso della gratuità, che è la chiave della generatività. Il volto guarito dell'amore è la gratuità. Noi parliamo tutti di amore, tutti parlano di amore. Chi ammazza la moglie, la figlia, l'amante, tutti per amore. Fino a quando l'amore pesca il suo propellente, quello che si chiama amore, pesca il suo propellente dalle gelosie, dalle paure e dal narcisismo, l'amore non può che essere violento. L'amore è violento. Il volto guarito dell'amore è la gratuità. Questa legislazione è una legislazione dove la gratuità viene messa come legge e diventa generatività per Israele e per chi poco poco la vuole prendere sul serio. Ecco, si potrebbe andare avanti molto tempo, ma il tempo è abbondantemente scaduto. Il testo, ecco, ho tentato di strizzare un attimino tenendo conto del grande contesto, tenendo conto di quello che da un punto di vista biblico il giubileo probabilmente bisogna proprio tenere a cuore queste cose, tutte le altre cose belle e importanti meritano comunque, come per tutte le cose, una riflessione, un tempo necessario
tutte le cose che contano o che possono contare nella nostra vita necessitano di un tempo di sedimentazione. È come gli esami. Gli esami si possono preparare in 3 giorni, se il professore è più o meno indulgente si può anche passare l'esame, ma quello che resta è come le grandi scorpacciate, o diarrea o vomito. Non resta nulla. Ciò che non si sedimenta, ciò che non diventa carne, spirito, cuore, non è nostro, non siamo noi, anche col Trentellode. Grazie Padre Mauro per questa condivisione davvero molto, molto ricca e che ha messo in luce quanta attualità c'è in questo testo che appare sempre così, così lontano, così distante dalle nostre vite. Questa sintesi di come stare sulla terra mi pare davvero sia importante per noi in questo tempo storico, ma per ciascuno di noi, per la propria vita. Cioè essere custodi della terra, che significa poi anche essere custodi degli altri poi, perché siamo custoditi a nostra volta. E questo davvero mi pare fondamentale. E tutto parte dall'essere consapevoli che tutto ci è stato dato come dono. E noi di questo spesso non siamo consapevoli, lo sappiamo, ma poi non ne siamo consapevoli e ci comportiamo appunto da padroni. O il dono è la terra, il dono è la vita, il dono sono gli altri, il dono è la fede. Ecco appunto perché fermarsi, perché celebrare questo Shabbat, questa terra che deve riposare. In fondo tutto deve riposare, ci dice la Bibbia, no? La terra deve riposare, noi dobbiamo riposare, le nostre relazioni devono riposare per essere poi significative, per essere feconde. Un tempo di stasi così lontano dal pensiero moderno e tante volte lontano anche dalle nostre vite, anche dalle vite di tanti di noi che siamo profondamente convinti di questo, perché è davvero difficile potersi fermare, come diceva Padre Mauro, e poter assaporare queste realtà per porre poi dei come significativi. Allora adesso abbiamo la possibilità di fare qualche domande su ciò che Padre Mauro ha detto, domande possibilmente abbastanza sintetiche. Lo abbiamo qui a nostra disposizione, quindi approfittiamo di questa occasione. E i contenuti che ci ha dato sono davvero tanti, gli spunti sono infiniti, quindi chi vuole può venire e fare una domanda. La professoressa Zaccagnini. Se ci può dire qualcosa di più sul codice di santità. Margherita, andiamo via alle 8. Ma per dire una parola, in quel momento storico, diciamo che la monarchia è sfumata con tutta la sua prosopopea e con tutte le sue benemerenze e non ha più il peso che aveva precedentemente nel rientro dall'esilio. E chi mette mano, e diciamo che la casta sacerdotale in quel momento, come dicevo, ha un peso che bilancia l'ammanco della monarchia, e però la stessa, bisogna sottolinearlo, la stessa casta sacerdotale, dove ha le mani in pasta per questo codice di santità, non vuole
e insieme non riesce a far sì che questa legislazione, diciamo così significativa, voluta, se poi avete modo di leggere questo articolo che nacque appunto da quel congresso internazionale poi pubblicato anche in Teologica et Historica, c'è un po' tutta diciamo, questa problematica qui, dove certamente loro perché una legislazione non si fa, non la si scrive perché venga disattesa, evidentemente no. Si voleva in qualche modo e si capiva che quello in quel momento era, ma come dire, il mondo ieratico, il mondo sacerdotale, pur avendo a cuore e mettendo per iscritto questo codice di santità, nello stesso tempo, evidentemente, per molti motivi, non aveva la forza significativa perché questa legislazione venisse in qualche modo fatta brillare. Il Levitico ha insieme queste realtà, come dicevo, di festa qui, festa là, così dettagliatamente tutte le feste, tutti i riti. Ma cos'è tutto che questo ritualismo? Noi naturalmente ragioniamo con criteri che non sono, naturalmente bisogna farsi, uno storico si deve fare il più prossimo possibile ad una realtà che evidentemente è altra dalla nostra, e allora ecco, quello sarebbe molto interessante vedere una declinazione di cosa voleva dire in effetti santità davanti a Dio. Bene, non sono riusciti a farla lievitare troppo e non sappiamo quanto questa utopia concretamente in Israele sia stata poi, come dire, vissuta. Sta di fatto che sono stati molto capaci di parlare in termini di santità e di stare davanti a Dio, alla gloria di Dio, alla santità di Dio. Se noi prendiamo questo penultimo capitolo del codice di santità, dove la santità ha una declinazione così pulita, così chiara e così attinente ai problemi concreti, che direi che il codice di santità non è un gran fallimento. Se riesce a dire una cosa di questa portata e a renderla così attagliante al momento, beh, certamente poi è un capitolo, direi, molto significativo, ma non c'entriamo perché ci porterebbe molto lontano. Sta di fatto che se noi togliamo dal Levitico il codice di santità, possiamo chiudere anche tutto il resto perché insomma, si sgonfia. Qualche altro intervento? Inviterei tutti a cena, ma se c'è una sollecitazione, direi proprio sono testi da riprendere in mano, testi da abitare, e questo potrebbe essere proprio un anno significativo anche per declinare, per esempio, il codice di santità con questo apice di Levitico 25. Perché sennò giubileo, 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 è porta, è aperta, è chiusa, qual è la realtà, diciamo, che la rivelazione ci consegna per vivere per noi un anno ogni 25 anni di questa portata.
Molto importante anche la riflessione sulla festa, che ci fa gustare ancora di più, parrebbe il contrario, invece no, ci fa gustare ancora di più la ferialità. Effettivamente oggi abbiamo perso tanto la dimensione della festa, malgrado la settimana corta, le tante vacanze, i giorni di pausa, però la dimensione proprio di festa, come si pensava allo Shabbat, al di là delle regole ferree degli ebrei, però ecco, questa giornata dedicata a Dio, che in fondo vuol dire che noi appunto non siamo i fautori della nostra esistenza, vuol dire questo. E il Giubileo appunto ci dovrebbe far riflettere su... È uno spalancamento di orizzonte questa legge, questo del capitolo 25, proprio per ricontestualizzarsi. È terribile, per esempio, pensare quanto la festa sia da molte persone, cioè il tempo vuoto dal lavoro e dalle cose da fare, sia un momento terribile. Sia un momento terribile. Tanti sono i motivi, ma direi proprio la qualità della vita cammina in modo direttamente proporzionale anche alla capacità di questa festa, dell'irruzione di un altrimenti nella vita. Bene, ringraziamo tanto Padre Mauro per Grazie a tutti. questo tempo che ci ha dedicato. E ringraziamo ovviamente Padre Mario, il preside della facoltà, perché ci ha ospitato. E ricordiamo che il prossimo appuntamento in facoltà è il 29 novembre per il secondo incontro sul ciclo antropologico Facciamo l'uomo. E il 29 novembre ci sarà un incontro a 4 voci. Professor Farci, appunto il preside della facoltà, professor Accardo, Matteo Vinti e professor Daniele Vinci, che è qua presente. Quindi questo incontro a 4 voci. Il prossimo incontro invece nell'ambito del Giubileo sarà il 28 marzo. Ci sarà anche la video. Quindi ci rincontriamo venerdì 29 novembre. Grazie a tutti quanti, buona serata.